Euroregione News. Overbag Line. La squadra di rugby di Codroipo, con l'iniziativa Movember, ha raccolto fondi per l'associazione La Via di Natale Onlus. La presidente Susanna Greggio e il CT Riccardo Sironi, con il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, sono stati invitati ad Aviano. Siamo orgogliosi perché abbiamo toccato con mano quello che è una delle realtà più importanti della nostra regione, ma non solo in questo particolare settore. Una realtà completamente autogestita che non gode di alcun finanziamento pubblico, altrimenti non potrebbe garantire una presenza libera ai propri ospiti. Abbiamo potuto toccare con mano e vedere quanto è stato realizzato in questi pochi anni solo col contributo dei privati. Grazie quindi a Overbag Line Rugby Codroipo perché ha contribuito a questa importante iniziativa, ma non solo. Oggi si è chiuso un altro importante accordo perché mi pare di capire che le magliette della vostra squadra, delle vostre squadre, dei vostri ragazzi e ragazze avranno il luogo della Via di Natale, così come il campo dove militeranno questi fortissimi atleti, e quindi ricordare a tutti che basta un centesimo o un euro invece di spenderlo in stupidaggini per spenderlo bene e darlo in dono a questa istituzione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.